Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica? Anche oggi in aula a Montecitorio uno dei nomi più gettonati per il Quirinale è scheda bianca o bianca scheda. Invertendo l'ordine dei fattori, il risultato politico non cambia. Anche oggi ci saranno tante schede bianche, il Partito Democratico voterà scheda bianca, lo stesso faranno una larga parte dei partiti di centrodestra e centrosinistra, lo sforzo è quello di cercare un candidato condiviso. Il centrodestra oggi ha presentato una rosa di nomi, tutti di alto profilo istituzionale, da condividere con le altre forze politiche. Girano schede bianche, ma si fanno anche i primi nomi, non quello della veneta Elisabetta Casellati, perché la Lega, con gli alleati di centrodestra, ritiene che le cariche istituzionali, e la Casellati è Presidente del Senato, almeno per il momento debbano essere tenute fuori dalla discussione. Non è da escludere che quella di Elisabetta Casellati sia una carta che il centrodestra voglia giocare più avanti, in momenti più decisivi. Ma già oggi nomi di valore non mancano, anche inseriti all'ultimo minuto. All'ultimo minuto e con sorpresa è stato inserito anche il nominativo di Carlo Nordio, magistrato veneziano che tra l'altro da pochi giorni ho nominato come consulente della commissione parlamentare d'inchiesta di cui sono presidente. La sensazione però è che si punti all'elezione del Presidente della Repubblica non ora, nei primi 3 scrutini, quando serve una maggioranza dei 2/3 dell'Aula, ma semmai da giovedì, dal 4° scrutinio in poi, quando basterà la maggioranza del 50% più 1. L'auspicio è di fare presto perché i cittadini non capirebbero in questo momento una politica che per giorni e giorni gioca a risico. Serve un Presidente della Repubblica che sia rappresentativo di tutti gli italiani, super partes, e una vicenda in cui non ci sono vincitori e vinti, non c'è qualcuno che ha messo un Presidente della Repubblica vicino a lui, ma in cui si sia scelta insieme la figura giusta che possa rappresentare tutti.